Bentrovati telespettatori di 7 Gold, canale 15 del Digitale Terrestre. Siamo di nuovo insieme anche per questa settimana per il consueto appuntamento con il calcio dilettantistico siciliano. Parliamo di Serie D e di eccellenza nella puntata di penalty, una puntata certamente molto interessante proprio perché ospitiamo un allenatore che sino a qualche settimana fa allenava una squadra di Serie D. Parliamo di Francesco Di Gaetano. Ti ho rincorso per tanto tempo, adesso finalmente ti ho bloccato. Ahimè, anche perché lo stai allenando in questo momento, quindi per te è più facilmente raggiungibile chiaramente la trasmissione. Beh, intanto come va? È passata l'amarezza di quella parentesi dedicata alla nuova Igea Virtus? Ma sì, intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito ed è un piacere essere qui con te, lo sai. Io non parlerei di amara parentesi, perché comunque anche lì ho avuto grosse soddisfazioni durante la mia permanenza. Certo, un esonero è sempre una cosa che però se la vedi sotto forma di crescita, quindi puoi trarre sicuramente degli insegnamenti da questa esperienza. È un girone I certamente molto impegnativo quello di quest'anno, questo Siracusa, questa corsa bene o male contro la Regina. È ancora tutto aperto secondo te, oppure bene o male la vittoria proprio fuori casa del Siracusa ha già messo probabilmente la parola fine? Penso che la vittoria che ha fatto il Siracusa, che fra l'altro ero lì a vedere la partita, è stata una bella partita. Non sembrava neanche una partita di Serie D. Assolutamente no, ma nemmeno per la cornice di pubblico, che sembrava di Serie C a vincere, ma anche Serie B, dove ci le sono due piazze troppo importanti. Piazze importantissime. E lì però il Siracusa credo che abbia messo una grossa ipoteca con quella vittoria, una dimostrazione di forza notevole. Parliamo però di due tassi tecnici considerevoli da entrambi i lati però, perché anche la Regina, voglio dire, non scherza. Assolutamente, però per quello che ho visto io e per quello che ho visto comunque avendoli incontrati, avendoli avuti da avversari, ti dico che a Siracusa si percepisce di più la mano dell'allenatore. È riuscito a dare un'identità ben precisa, a dare una fisionomia. Però è arrivato dopo, iniziato, certo, ma infatti ho detto si vede un po' di più perché ha avuto probabilmente più tempo. Insomma, sarà una puntata certamente molto interessante quella di oggi, pertanto iniziamo ufficialmente e partiamo con la Lega Nazionale Dilettanti. Domenica si è giocata la settima giornata di ritorno, eccola qua la schermata. Lenna che pareggia in casa con il Città di Aciriale, FC Pompei batte San Cataldese 1-0, Ragusa Calcio batte Paterno Calcio 2-0, vittoria fuori casa per la Scafatese contro il Sambiase, netta vittoria del Siracusa 7-0 contro il Locri, vittoria fuori casa della Nuova Igea Virtus a Vibo Valencia, vittoria fuori casa anche per il Città di Sant'Agata contro l'Acragas, ennesima vittoria importante anche per la Regina 1914 che vince a Licata 4-0 ed infine pareggio in casa tra Nissa e Castrum Favara. Lo abbiamo già detto, c'è la conferma in testa per il Siracusa Calcio con 57 punti, 51 punti la Regina con 48 Scafatese, 46 Sambiase, 45 Vibonese Calcio con 36 Nuova Igea Virtus, 35 Nissa FC con 31 il Paterno Calcio, 30 punti Castrum Favara con 29 Ragusa Calcio, 27 Enna Calcio con 25 FC Pompei, 23 punti per San Cataldese e Locri 1909 insieme anche al Città di Aciriale, 21 punti Città di Sant'Agata, 19 per il Licata Calcio, chiude all'ultimo posto l'Acragas con 14 punti. È chiaro che si ritorna subito in campo, questa prossima giornata sarà l'8ª e si gioca domenica 23 febbraio, Castrum Favara, Sambiase, Città di Aciriale, Siracusa Calcio, Città di Sant'Agata, Licata Calcio, Locri 1909 FC Pompei, Nuova Igea Virtus Paterno Calcio, Ragusa Calcio Acragas, Regina 1914 che gioca in casa contro Lenna, San Cataldese Nissa ed infine Scafatese che giocherà in casa e giocherà contro la Vibonese. Allora partiamo subito e partiamo perché voglio sentire il tuo parere sull'Enna, perché neopromossa. Diciamo che ci può anche stare questo sali e scendi, ma soprattutto questi abbondanti pareggi, no?
quando una squadra faccia una rosa, no? Cioè abbia una rosa che miri alla salvezza, credo che l'altalenanza Ci può stare. sia normale, perché comunque è una squadra che intanto si deve adattare alla categoria. Ecco, questo è importante. Cioè assolutamente, È importante, perché certo. comunque un conto è fare Era da l'eccellenza. tanto tempo che mancava dalla Serie D. Ma tra l'eccellenza e la Serie D c'è un abisso. E quindi penso che sia anche una cosa naturale adattarsi. Stesso discorso anche per la Castrum, che proprio neopromossa non è, perché insomma l'ossatura era quella del Canicattì dal punto di vista, diciamo, societario, però è anche vero che poi sono cambiati gli uomini e anche a tutti gli effetti no, ma dico, poi, i giocatori. Poi tutto dipende anche dall'impronta che riesce a dare la società, lo staff tecnico, oppure dai cambi che fai da una stagione all'altra. Vedi per esempio il Sambiase ha cambiato poco. Ha cambiato poco e ha reso molto. E non ha avuto un grosso problema ad adattarsi. Infatti parlavi poc'anzi fuori diretta dell'Ocri, no? Lo stesso, la stessa situazione l'ha vissuta il Locri, esatto, 2 anni fa. 2 anni fa che a sorpresa è arrivata seconda. È arrivata seconda. Guardiamoci gli highlights, il pareggio tra Enna Calcio e Castrum Favara. Solo 4 punti di distacco in classifica alla vigilia di uno scontro diretto fondamentale. In ottica classifica al Generale Gaeta si gioca la 24esima giornata del girone di Serie D. L'Enna ospita l'Acireale con il chiaro obiettivo di tornare a far punti. Dirige l'incontro il signor Gabriele Framba di Torino, coadiuvato agli assistenti Steven Terrenzi di Pescara e Federico Cocco di Lanciano. Acireale che passa in vantaggio dopo 11 giri di lancette con il cross parabolico di Giuliano per Sueva che beffa il diretto marcatore e insacca il vantaggio Granata. Al 14esimo la risposta ennese, lancio lungo di Espasa per Di Piedi che mette sul secondo palo Dautero che manda in rete, ma è tutto fermo a posizione di offside ravvisata dal primo assistente. Al 26esimo cross dalla sinistra per Mokulu che appoggia per Paia, calcia trovando la deviazione in corner. Sul finire di frazione batte un colpo la formazione di Mister Pagana, batte e ribatte al limite dell'area, ci prova Di Piedi che manda di poco sul fondo. I cambi danno nuova energia all'Enna, punizione di Cicirello, parata senza problemi da Zizzania. 87esimo recupero palla di Gio Pedro, l'ex di giornata manda in profondità Aperi che calcia botta sicura trovando la deviazione provvidenziale in corner di Zizzania. 2 minuti oltre il 90esimo, lancio lungo di Espasa ancora per Aperi che a tu per tu con Zizzania calcia addosso al portiere, perde anche questo mismatch. Al 93esimo Moreso per Cristiano, si sistema il pallone sul mancino, un missile terra-aria sotto il set per il pareggio giallo-verde. 1-1 al Generale Gaeta quando sembravano svanite le speranze. Il lampo di Cristiano regala il 7° pareggio in 8 giornate per la formazione di Mister Pagana. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Francesco, voglio parlare di 2 società che bene o male sono partite entrambe in una determinata maniera e adesso stanno trovando delle difficoltà. Parliamo di Pompei e San Cataldo. Sul Pompei tu sei d'accordo con me nel dire che effettivamente forse si è pensato in una maniera e adesso le cose stanno andando assolutamente in un'altra. Assolutamente, loro sono partiti dicendo proprio apertamente che avrebbero voluto fare un campionato di vertice e provare anche a vincerlo. Infatti all'inizio avevano allestito una squadra con giocatori di categoria superiore che poi però purtroppo non si sono rivelati come si dice, all'altezza della situazione. Nel frattempo possiamo vedere le immagini proprio di Pompei San Cataldese, dove la San Cataldese insomma ha cercato di portare via 3 punti che possono essere importanti per la sua classifica, perché adesso per esempio domenica prossima c'è il derby e il derby è sempre un derby, no? Il derby è una partita sempre... E come? E poi quello lì è un derby veramente in cui le squadre scendono in campo col coltello tridente. Immagino, no? Sì, Forse è ancora vero. di più rispetto a tutti gli altri.
San Cataldese onestamente mi stupisce un po' la posizione Però di classifica. Pitatello è uno che non molla, Ma appunto per questo dicevo, perché comunque conosco Orazio, so come lavora, so che è un martello, so che ha uno staff importante dietro, però vedi, non riescono a vincere le partite comunque quando sembra che le possano vincere, quindi se non vinci quelle che tra virgolette dovresti vincere, quindi tu pensi che la continuità a questo punto può diventare l'arma più importante per cercare di trovare una salvezza più facile? Ma assolutamente, secondo me in certi momenti della stagione non Meglio ha accontentarsi senso del pareggio, no? Sì, ma non ha senso andare a stravolgere quelle che sono dinamiche o cose nuove che poi hanno bisogno di ancora più tempo per riassestarsi. Ma dovrebbe salvarsi, sei d'accordo? O ce la potrebbe fare? Guarda, io penso che lì sotto in questo momento è un po' prematuro forse ancora. Ci sia ancora tanto da poter chiedere a questo campionato, tranne secondo me, ahimè, l'Akragas che... quello è un capitolo a parte. La vedo come un capitolo a parte. Tra poco ne parleremo, perché adesso voltiamo pagina e parliamo invece di un'altra partita importante che è andata a favore di un Ragusa che da un paio di settimane a questa parte fa punti su punti, che sono punti fondamentali per questa sua salvezza, che a questo punto è fattibile, mentre il Paternò forse ha un po' mollato? Guarda, il Ragusa ti dico, è una squadra molto giovane, è una squadra che corre tanto, una squadra che sa quello che deve fare in campo perché c'è un allenatore un paio di bravo. Settimane fa però la davano ma io no, io mai, ti dico la verità, una volta mi sono sentito con Cutrufo, sì? E mi diceva che lui era strafelice di avere questo allenatore lì a Ragusa perché comunque con i giovani sa lavorare bene, sta facendo bene, ed è vero, perché se vai a vedere le partite del Ragusa, credo che abbiano avuto una continuità come 9 o 10 partite in cui non hanno subito sconfitte. E poi fuori casa se la giocano. No, vabbè, hanno atteggiamenti diversi. Per esempio, quando hanno vinto da noi a Barcellona, hanno fatto una partita di attesa e hanno sfruttato le ripartenze dove sono micidiali. Guardiamoci gli highlights, la vittoria appunto fuori casa per quanto riguarda il Ragusa nei confronti del Paternò. 2-0 il risultato finale. Allo stadio Falcone Borsellino di Paternò, nella 24esima giornata di campionato di Serie D, i rossazzurri freschi di maglia a strisce incassano la seconda sconfitta stagionale davanti al proprio pubblico. Via al racconto della sfida con la formazione ragusana pericolosa dopo appena 4 minuti con il diagonale di Taormina, terminato fuori di poco, così come il tiro al volo del capitano del Paternò, Alessio Asero. Al 41esimo, appena un minuto dopo, dagli sviluppi di calcio d'angolo, occasione sui piedi di Garuffi, su cui arriva l'ottima risposta di Giovanni Mileto. Il secondo tempo si apre con questo colpo di testa di Luis Enrique, facile presa per Grasso. Al settimo, ecco un episodio chiave della sfida. Abercon lancia Iacchi per il direttore di gara, uscita a valanga fallosa di Giovanni Mileto che commette fallo e dunque calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Abercon, ma arriva l'ottima risposta di Giovanni Mileto che pare il rigore e si fa perdonare dopo il fallo commesso. Nella ripartenza ci prova il Paternò, Angelo Guida viene lanciato verso la porta, il numero 27 deve darsi da fare contro due avversari, viene toccato ma secondo il direttore di gara non c'è fallo e lascia proseguire. Questo l'intervento che riapprezziamo al nostro replay. Al 12esimo è lo stesso Guida a servire Asero sulla corsia di sinistra, il numero 11 prova il solito tiro a giro senza trovare gli effetti sperati. Al 32esimo cambia la sfida, lancio di Garuffi per Crisci, a rimorchio c'è Ametai che apre il compasso e disegna l'1-0 del Ragusa. Il suo gol è una perla, destro a giro che prima bacia la traversa e poi oltrepassa la linea bianca, come dimostra anche il nostro replay. Il Paternò nel finale si spegne definitivamente, ne approfitta il Ragusa con l'autore del primo gol, Ametai, che lancia Iacchi, il numero 5, dà uno sguardo alla porta lasciata sguarnita da Giovanni Mileto e con un tiro dalla distanza trova il 2-0 del Ragusa. Al Falcone Borsellino matura una sconfitta
inaspettata e pesante per gli uomini di mister Catalano, che nel finale ci provano con il colpo di testa di Viglianisi. Facile presa per Grasso. A fine gara squadra a confronto con la tifoseria, confronto a cui partecipa anche mister Gaetano Catalano, che rassicura la tifoseria in vista del prossimo turno di campionato in cui la squadra affronterà la nuova Egea Virtus. La micidiale ripartenza del Ragusa, come giustamente avevi sottolineato tu, Francesco. Senti, e invece questo Sambiase dove può arrivare? Sicuramente tra i primi 5 sicuro, per cui è già un successo. Ma sì, sicuramente per loro è una stagione che la devono ricordare con soddisfazione. Neopromossa, Neopromossa, certo. Sì, penso che ormai dai playoff non escano, perché comunque hanno un margine considerevole, quindi secondo me non avranno problemi a fare i playoff, e quindi per loro sarà un risultato importantissimo quest'anno, a prescindere da come poi andranno a finire i playoff. Scafatese invece, che forse all'inizio è andata bene, poi c'è stato un momento di un blackout. Adesso si sono un po' ripresi, però sì, adesso il margine, la distanza è considerevole, soprattutto dalla vetta. Dal Siracusa sì. Quindi campionato che diventa amorfo. Sì, un campionato, cioè, senza senso per loro, perché comunque sappiamo bene che i playoff, anche se dovessi vincere, Lasciano il tempo che in trovano, Serie dai. D non ti danno certezze di niente. Quindi direi che si può parlare di una stagione fallimentare. A questo punto sì, con tanti soldi spesi tra l'altro. Dispiace perché comunque anche loro avevano inizialmente una squadra fortissima, poi tutto questo distacco onestamente oggi non me lo sarei aspettato. Neanche io. Sentiamoci il mister del Sambiase e poi vediamo anche nel frattempo gli highlights. La vittoria appunto fuori casa per la Scafatese 1-0 contro appunto questa Sambiase, che è lì, però probabilmente ha già detto addio ai suoi sogni di gloria. Oggi abbiamo subito questa sconfitta inaspettata, una sconfitta sicuramente immeritata, però fa parte del calcio. Sbagliare il calcio di rigore fa parte di una partita, fa parte diciamo, del percorso di un calciatore, quindi assolutamente additare qualcosa nei confronti di Zerbo, anzi. Sono contento della prestazione della squadra, come hai detto bene tu, abbiamo affrontato sicuramente una squadra che sulla carta annovera elementi importantissimi. Io credo che oggi in campo si sia vista un'ottima organizzazione da parte nostra, siamo riusciti in quelle occasioni a contenere, diciamo, le loro giocate nella prima parte della gara, poi se alla fine doveva esserci una squadra che doveva vincere, forse doveva essere il Sambiase, però con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Io sono abituato pure a questo, quindi accetto la sconfitta, così come accetto tranquillamente la grande prova della mia squadra, che mi dà consapevolezza e fiducia per il proseguo. È una sconfitta che non meritavamo, ma il calcio è così, il calcio alcune volte dà, alcune volte toglie. Oggi credo che saremo in debito con la Dea Bendata, ma siamo pronti per poter ripartire. Io dico sempre che abbiamo davanti a noi altre 10 gare, se non erro, che sono 30 punti. Così come ho detto alla vigilia di questa gara, dobbiamo essere ambiziosi, dobbiamo cercare di raggiungere il massimo, poi alla fine tireremo le somme, però io credo che con questo atteggiamento, con questa voglia, ci possiamo ancora tantissimo divertire. E parliamo di questo Siracusa, 7 gol all'Ocri. Dico, ci può anche stare questa valanga di gol, l'Ocri giustamente in una posizione in questo momento particolare in classifica, però subire sempre 7 gol è una cosa che però ti lascia un segno. A casa dell'Ocri giustamente questa cosa non è stata presa bene, mentre invece il Siracusa, sull'entusiasmo della vittoria contro la Regina, ci può anche stare che si sono esaltati. Sì,
Ma sicuramente, perché comunque andando a vincere a Reggio, sai, c'hai un entusiasmo. Torni con una carica impressionante. Che qualsiasi avversario ti puoi trovare davanti, lo massacri così come è successo. Certo, l'Ocri ci può stare che contro un Siracusa del genere prendi gol. Prendi Il 7 problema, gol. se li avessi preso contro una squadra, Chiaro. comunque allora Una diretta lì uno si concorrente per la ferma e dice cosa salvezza. c'è che non va. Ma non credo che debbano comunque preoccuparsi più di Hai tanto. parlato all'inizio di questo Siracusa che a questo punto ha probabilmente messo la freccia e Sì. ormai naviga verso il traguardo, ed è un Siracusa che secondo te la prossima stagione su questa intelaiatura può costruire un progetto importante tra i professionisti? Io penso e credo e ne sono convinto, ti dico la verità, che di questo Siracusa Rimarrà eventualmente ben in poco. Lega Pro, sì, in Serie C rimarrà pochissimo. Come è successo al Trapani poi in Come è fondo, no? successo a Trapani, Attenzione però che quando si cambia troppo si rischia poi di andare in tilt anche Sì, sulle sì. scelte. Sì, sì, quello sì, però sicuramente Siracusa è una piazza dove comunque sono abituati a fare certi tipi di campionati e costruiscono le squadre comunque per quelle che sono. E io sottolineerei anche che a Ricci, insomma, il portafoglio non manca. E quindi Da questa quello già che è una sembra. buona cosa, è una buona cosa. Guardiamoci questa partita, questi highlights, 7 gol di differenza nei confronti dell'Ocri. A voi. Il Siracusa travolge il Locri per 7-0 e centra la sesta vittoria consecutiva. Al 9° minuto punizione di Di Grazia che si stampa sul palo interno. Al 17° il Siracusa la sblocca. Il gran gol è di Francesco Pistolesi che dal limite trova l'angolino giusto dove Donini non può arrivare. Terzo centro stagionale per il giovane esterno sinistro aretuseo. Al 24° il Siracusa raddoppia. Candiano pesca Alma solo davanti al portiere, stop di petto a seguire e tocco sotto con palla in fondo al sacco per Alma. È la quarta rete stagionale. Al 28° la traversa interna colpita da Alma con un destro a botta sicura. Al 38° ripartono gli azzurri, Alma per Maggio, Donini si rifugia in calcio d'angolo. Al 39° una mischia in area Amaranto che viene risolta da Maggio sull'assist al bacio di Grazia. 10° centro stagionale per il bomber azzurro che ritrova così la via del gol. Al 46° Siracusa che fa accademia e Palermo che alla fine calcia addosso a Donini. Il secondo tempo è la fotocopia del primo. Al 6° il Siracusa si porta sul 4-0. Ancora Di Grazia, assist man per Baldanna che di testa realizza. Al 26° si fa vedere convitto con una conclusione da fuori e la palla che finisce al lato. Al 38° c'è gloria per Longo, questa volta il suo destro a giro si spegne l'angolino più lontano dove Donini non può arrivare. 5-0. Al 41° è Puzzone con un cross al bacio per Convitto, colpo di testa e sesta rete a Retusino. Al 45° ancora Convitto ci prova con un bel sinistro al volo parato dal portiere ospite. La partita si chiude definitivamente nell'ultimo minuto di recupero quando dal corner di Acquadro arriva la ginocchiata di Palermo che stampa la sfera sotto l'incrocio dei pali per il 7-0 finale. 7 marcatori diversi per il Siracusa, miglior attacco, miglior difesa e testa della classifica consolidata con i 6 punti di vantaggio che restano tali nei confronti della Reggina. Tornare a parlare della tua ex Nuovigea perché comunque in questo momento è in una situazione positiva, sta salendo in classifica, probabilmente la salvezza è quasi ormai raggiunta ed è una squadra che in questo momento addirittura è andata a vincere in casa della Vibonese. È un peso importante questa vittoria anche perché della Vibonese sappiamo di questa continua incertezza effettivamente, però ci sorprende come la Vibonese non ha effettivamente fatto un grande campionato. Sì. Ci si aspettava di più. Sicuramente dalla Vibonese si aspettava qualcosa in più, cioè, secondo me oggi la Vibonese doveva trovarsi, non dico a pari punti con quelle due squadre, ma nelle zone
immediatamente vicine, quindi parliamo di gli stessi punti della Regina piuttosto che uno in più, uno in meno. La pressione dell'ambiente? Il fatto Ma che un paio di anni l'ambiente- fa erano tra i professionisti? Ma no, perché comunque io non vedo tutta questa pressione a livello ambientale a Vibo. Tu hai allenato in Calabria, però c'è un certo entusiasmo quando la squadra va bene e c'è molta amarezza quando la squadra va male. Sì, 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 però Vibo, cioè, negli ultimi anni è sempre stato un po', tra virgolette, lasciata a se stessa dai tifosi, no? Sì. Nel senso, non c'è stata tutta questa grande partecipazione, tant'è che Caffo in più di una circostanza mi sembra che lo abbia sottolineato. Sì, è vero, questo, non c'è questo molta distacco, disponibilità, c'è un questo certo distacco distacco. della tifoseria. Quindi, però, dal punto di vista sì, tecnico, sicuramente sta facendo meno rispetto a quello che avrebbero potuto fare. L'Igea, a me, forse sono un allenatore atipico, no? Che viene esonerato ed è contento che la squadra vada bene. Non avrei motivo di... Ma certo, ma ci perché mancherebbe. comunque sia, lì ho lasciato dei La ragazzi... classe e la personalità di un allenatore è anche in questi gesti. Guarda, è inutile che cerchiamo di nascondere questa cosa. Quando un allenatore ha un suo comportamento base, che è quello della correttezza, ben vengono le tue parole. Ma assolutamente, io ti ripeto, lì ho lasciato dei ragazzi con cui ho condiviso tanto, ma non solo a Barcellona, ma anche in altri posti, in Sicilia, in Calabria, in Sì. Campania, giocatori che ho avuto con me in altre squadre. Quindi sarei un bugiardo a dire che sarei felice se le cose andassero male per loro. Ma Giustamente. non mi permetterei mai. Poi è normale, poi nella vita, sai, i rapporti non sempre possono rimanere felici con chi I ti diversi lasci. esistono in tutti i campi, anche nel calcio. Però guarda, non è costume mio attaccare nessuno e avrei tanto da poter dire, ma non lo dico perché non mi sembra il caso. Va benissimo, ok, allora mi fermo qui. Volto pagina perché voglio una battuta sull'Acragas, dove tu insomma hai vissuto una bella stagione, hai perso una finale playoff contro la San Cataldese. Il pensiero che all'Acragas insomma in questo momento le cose non vadano per il verso giusto, addirittura c'è stato l'allontanamento, sono andati via tutti, anche i quadri sì. tecnici nonché dirigenziali, ci fa pensare addirittura che domenica prossima questi non scendono neanche in campo. Dispiace perché, guarda, io ad Agrigento ci sono legato fortemente, ma non tanto perché ci ho allenato. Perché io ho dei ricordi che risalgono al 77. Ah beh, allora quindi da calciatore, No, giustamente. nemmeno. Mio papà allenava l'Acragas. Io nel 77 io avevo 4 anni. Ah, ho capito. Vinsero il campionato e io lì ho dei ricordi che ancora mi rimbombano in testa. No? E Non anche se ero sapevo di questa piccolino. cosa di tuo papà, E tu pensa che se io avessi potuto vincere il campionato sarei stato probabilmente nella storia dove padre e figlio avrebbero giustamente vinto. avresti fatto l'accoppiata. Quindi sono legato dal punto di vista sentimentale e mi dispiace vederla in queste situazioni perché ad Agrigento, quando comunque le cose vanno bene, le cose sono fatte per bene, si vive. La città ti fanno vivere da professionista. Però Francesco è anche vero che se tu arrivi a questo punto della stagione con queste grosse difficoltà è perché forse all'inizio non si è pensato di lavorare in una maniera e invece si è lavorato in un altro, perché lo stesso Deni è stato molto strano nel suo comportamento. Arrivo, vado via, arriva la cordata, vado via, la do al sindaco, c'è troppe cose in Questo un campionato. è naturale che ti alimenta confusione, ma anche soprattutto ai nei giocatori stessi, certo, perché non hanno certezze, non hanno idea di cosa possa aspettarli da un momento all'altro. Quindi la gestione di sicuro non è delle migliori, non me ne vogliano, però dall'esterno arriva questo messaggio. È vero, è vero. E adesso dobbiamo parlare invece del Licata, che ahimè, va bene, perde in casa 4-0 contro la corazzata Regina, ci può pure stare, però è anche vero che la stagione del Licata è stata troppo tormentata. Anche lì, secondo me, la scelta di mandare via Romano, l'arrivo di Coppa che è andato malissimo, il ritorno di Romano, e poi la squadra secondo me perde riferimenti, e trovare punti settimana dopo settimana in un campionato difficile come quello della Serie D diventa un miracolo. Lo so, però guarda, ti dico, facendo un po' il paragone, un po' con quello che è successo all'Igea, no? All'Igea hanno cambiato allenatore e
si è invertita la rotta dei risultati. Vabbè, no? lì c'è stato anche qualche cambiamento di qualche giocatore, però, Sì, hanno cambiato molti, questa molti cosa incide un po', giocatori. Sì, no, hanno cambiato molti giocatori perché comunque la società non era soddisfatta dei giocatori che c'erano, così come dell'allenatore. Quindi hanno pensato di cambiare molti giocatori. Beh, a Licata è strana questa cosa, perché comunque è una società dove sono abituati a fare calcio, conoscono le dinamiche di spogliatoio, le dinamiche di stagione, e poi, senza nulla togliere a nessuno, hanno secondo me uno dei migliori allenatori che ci sono, non in Sicilia ma in Italia. Quindi il fatto di trovarsi in questa situazione oggi mi viene difficile trovare una motivazione, una spiegazione che probabilmente solo loro sanno internamente. Assolutamente. Sentiamo un'intervista al capitano della Regina Barillà, vittoria 4-0 in casa del Licata. Il mister, non solo il mister, tutti noi abbiamo passato una bella settimana intensa dove c'era tanta delusione, però io penso che oggi il gruppo ha risposto alla grande, e anche merito suo se oggi c'è stata una prestazione importante, e anche merito della società che non ci ha lasciato un attimo da soli, soprattutto la settimana dopo una sconfitta che poteva magari un po', diciamo, rovinare il nostro percorso. Però noi penso che abbiamo risposto bene, abbiamo risposto da squadra importante, da squadra matura, da squadra che vuole lottare fino all'ultimo giorno di campionato. Ci sono adesso altre 10 partite, ci sono 30 punti e il nostro obiettivo è fare 30 punti da qua alla fine. Penso che il pensiero di tutta la squadra e di tutta la società. Noi fino all'ultimo giorno di campionato lotteremo fino all'ultimo punto da poter portare a casa, quindi non ci sarà una Regina che molla da nessuna parte. Noi staremo lì sul pezzo fino alla fine e poi, se è del caso, ci concentreremo anche per altro. Ma siccome mancano 10 giornate, io voglio puntare al primo posto insieme a tutti i miei compagni. Penso che l'obiettivo della società sia quello e andremo avanti giornata dopo giornata. Voglio chiudere la parentesi dedicata al campionato nazionale dilettanti parlando di questo scontro tra Nissa e Castrum Favara. Nissa che da quando è arrivato Campanella, insomma, le cose vanno meglio, non benissimo, vanno meglio, qualche sconfitta che ci può anche stare nel percorso della squadra, però è anche vero che questa Nissa credo che stia buttando le basi affinché la prossima stagione possa essere veramente la protagonista di questo girone. Ho questa sensazione, Giovannone ha le idee chiare. Quello lo si percepisce quando lo si sente parlare e comunque penso che Caltanissetta comunque meriti oggi di andarsi a ritagliare uno spazio importante in questo campionato. Bene o male quest'anno anche da neopromossa lo stanno facendo e magari forse all'inizio avevano un'ambizione un tantino un po' più importante, più dichiarata anche. Esatto, che però comunque col passare del tempo ti rendi conto che magari non, per errori, per cose che succedono, per episodi, secondo me paghi lo scotto anche del salto di categoria indirettamente anche per il quadro dirigenziale. Certo, c'è una crescita che avviene per tutti, non avviene soltanto per i giocatori, ci sono anche giustamente i quadri che devono assimilare anche. Quindi sicuramente sta gettando le basi per il prossimo anno, perché quando una società programma lo fa in maniera seria, si prende comunque quei 2 o 3 anni per assestarsi, per provare a mettere un qualcosa in più di anno in anno e magari, dico, poi se sei fortunato magari ti ritrovi a vincere subito, però
credo che stiano facendo il percorso giusto. Ed è giusto quello che hai detto, e sono convinto appunto che, a parte che finirà in positivo questa stagione e quindi già comunque è in una posizione importante, a ridosso dei playoff sono un po' lontano, però anche è vero che arrivare lì in quella posizione vuol dire che veramente puoi creare i presupposti per la stagione successiva, e quindi noi questo ce l'auguriamo da siciliani. Assolutamente. E poi insomma so che tu c'hai un feeling particolare con Caltanissetta, voglio dire. Ci ho giocato 2 anni, poi l'altro giorno ho scoperto in una trasmissione dove eravamo ospiti insieme. Sì, è vero, di Alessandro Silverio. Sì, ho scoperto che sono comunque l'attaccante che ha fatto più gol in Serie D dagli anni 80 adesso, quindi adesso c'è Diaz però che si sta muovendo bene, quindi potrebbe insomma cercare di prenderlo lui questo record. I record sono fatti per essere superati. Giusto, hai visto la classe, la signorilità di mister Di Gaetano. Guardiamoci gli highlights. È finita in parità comunque la partita tra Nissa e Castrum Favara. Sul prato verde del Marco Tomaselli si gioca la 24esima giornata del girone I di Serie D. Sfida tra due formazioni neopromosse con gli ospiti che non vincono da 3 turni e che hanno raccolto 2 pareggi e una sconfitta. Fischierà il signor Roberto De Stefanis, sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Marco Infante di Battipaglia e Vito Licari, sezione di Marsala. Si parte col film del primo tempo, gli ospiti ci provano, tiro alto dopo 4 minuti di Varela, poi al nono risponde la Nissa con la conclusione da parte di Tumminelli, viene contenuta la scuffia. Al 43esimo il sinistro di Palma finisce alto, queste le pochissime occasioni del primo tempo, tanto troppo equilibrio tra Nissa e Castrum Favara, ancora 0-0. Si parte col film della ripresa, al 51esimo Natale riconquista il pallone e chiede il fallo il Castrum Favara, poi Rodulo scucchiaia in area, Bonanno se la ritrova lì, destro che viene però ciabattato tra le braccia di Scuffia. Minuto 53, cross dalla destra di Palma, tentativo di testa di Varela, la alza in calcio d'angolo Elezai. 55esimo, ancora protagonista Rodulo che riceve da Bonanno, sterza sul destro, Scuffia gli dice di no. Minuto 61, Rodulo cerca la giocata in verticale per Diaz, l'attaccante se la ritrova lì col mancino, si gira, prova a cercare in mezzo Bonanno, colpo al volo che termina alto, dall'altra parte Elezai dice no, sul destro alla distanza di Mal. 69esimo, cross dalla sinistra per Diaz che cerca di impensierire il portiere, Scuffia non riesce però a farlo. 93esimo, l'ultima grande chance della Nissa, pallone in zona offensiva, Diaz fa la guerra, Samaghe prova con la zampata che finisce oltre la traversa, termina così la gara. È parità dunque tra Nissa e Castrum Favara. Chiudiamo la Serie D con una battuta classica che dico sempre ai nostri ospiti. Allora, Siracusa primo posto? È andato? Dico, penso che si stiano toccando tutti a sì, Siracusa, però lo dobbiamo dire. Secondo me sì. Secondo me sì. Vabbè, ci può stare, ci può stare. Sono contento per Nando Spinelli. Assolutamente. Mi piace salutarlo perché assolutamente. Amico. Bene, ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio. 2 gironi del campionato di eccellenza. A proposito, ma lo segui comunque un po' l'eccellenza? Certo, perché tra l'altro ci sono squadre importantissime. Anche lì squadre che non c'entrano niente con l'eccellenza. Mai rinnegare il passato. Bravo. Ci fermiamo, pubblicità. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare.
insieme a te per comprare e vendere. Stagione numero 14 di Penalty 24-25. Vi aspetto anche ai Penalty Awards 2025. Sarà la 12ª edizione. Appuntamento con il meglio del calcio dilettantistico siciliano. Da non perdere. Siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Raccontiamo ogni mercoledì il calcio dilettantistico siciliano, il mercoledì in modo particolare dal campionato di Serie D con i 2 gironi del campionato di eccellenza. Partiamo proprio adesso nella parte finale della nostra trasmissione con l'eccellenza, lo facciamo subito con il girone A. Domenica si è giocata la 7ª giornata di ritorno, subito la schermata dei risultati. San Giorgio Piana batte Casteldaccia 3-1, 3-1 anche per la Parmonval contro il Castellammare, 3-0 Città di Gela contro Accademia Trapani, 3-0 dell'Athletic Club Palermo contro il Lascari Cefalù. Marsala 1912 batte Super Giovane Castelbuono 6-0, Città di San Vitolo Capo batte Oratorio San Cile e San Giorgio 2-1, pareggio tra Partinico Audace e Don Carlo Misilmeri ed infine vittoria dell'Unitas Sciacca 2-0 contro la Folgore Castelvetrano. Abbiamo una classifica immutata rispetto a 7 giorni fa e domenica ci sarà lo scontro. Athletic Club Palermo 53 punti, 52 Città di Gela con 45 Unitas Sciacca, 38 San Giorgio Piana con 35 Don Carlo Misilmeri, 32 Marsala 1912 con 30 Parmonval e Castellammare, 29 punti Accademia Trapani, 24 Folgore Castelvetrano, 23 punti per Città di San Vitolo Capo e Super Giovane Castelbuono, 22 Partinico Audace, con 21 c'è il Casteldaccia, 17 Oratorio San Cile e San Giorgio, ultimo in classifica Lascari Cefalù con 9 punti. Voglio subito parlare di questo big match di domenica prossima, Athletic Club Palermo, attualmente al primo posto ma solo un punto di distacco da questo Città di Gela. Secondo te, onestamente, che partita sarà? Guarda, è una partita io ti dico andrò a vederla, sicuramente, perché io ho sempre sostenuto che in eccellenza le squadre di vertice sono squadre di Serie D. Sì. E ti offrono comunque uno spettacolo degno di nota. Sarà una partita, secondo me, entrambe le squadre proveranno a vincerla la partita, chi per un motivo, chi per un altro, perché se mai dovesse vincere il Gela significherebbe andare in testa alla classifica e poi dipenderebbe solo da loro. Stessa cosa dell'Atletico certo. Palermo, se dovesse vincere aumenterebbe il margine di distacco e metterebbe un altro tassello importante, quindi non penso che nessuna delle due squadre si accontenterà del pareggio. Però attenzione, perché il Gela ha quei giocatori di grande esperienza per la categoria eccellenza, hanno stravinto tantissimi campionati, da Cocimano a tanti altri, mentre invece secondo me l'Athletic Club Palermo ha sì giocatori certamente di spessore, però probabilmente non hanno mai fatto dei big match di eccellenza, ma invece di categoria superiore. Questo può essere la chiave di volta per una partita a favore del Città di Gela, secondo te? Guarda, io ti dico la verità, io penso che questo possa dare benefici all'Athletic Palermo. Avere giocatori che abbiano comunque esperienza di campionati superiori. Ma Mazzotta non lo regali a nessuno in eccellenza, no, perché comunque sia, dico, anche
non credo ci saranno tantissime persone a vedere la partita, dico, perché non è un posto, o comunque sia, non è una società che ha tutti questi tifosi. È vero. Ed è un peccato, perché comunque la gente che a Palermo prova a fare un qualcosa di carino dovrebbe essere seguita anche dai palermitani stessi, che la non Serie D a Palermo significherebbe, manca da tantissimi anni. e appunto che non significherebbe non amare più il Palermo, ma sostenere un'altra Io questa squadra storia di... l'ho già sentita a Catania, a Catania, Atletico Catania, sì, si ricorda. Voglio dire, non vorrei ritrovarmi poi appunto con questa guerra in città, ma non senza avrebbe senso. Non avrebbe senso. Però è pur vero che negli anni l'unica squadra che era ben vista assieme al Palermo era i Cantieri Navali. È stata quella che di mio insomma, padre fece la Serie D. Perché poi io ho fatto con la Panormus, ma non avevamo tanto seguito dietro come meritavamo. Cioè, quindi in poche parole, all'Atletica manca in questo momento il manca tifoso la tifoseria, sì. Però dico, se tu mi dici questi giocatori sono abituati a palcoscenici importanti, quindi dal punto di vista emotivo secondo me non avranno nessuna difficoltà ad andare a impattare questa partita. Certo. Comunque nel frattempo l'Atletica arriva a questo big match vincendo 3-0 fuori casa. Guardiamo gli highlights. Un saluto e benvenuti al racconto della 22esima giornata del girone A di eccellenza. Athletic Club Palermo contro l'Ascari Cefalù Nerorosa alla ricerca di 3 punti dopo la sconfitta, la prima in campionato contro l'Unitas Sciacca, prima di un match importantissimo come quello in casa la prossima contro il Città di Gela. Formazione di mister Filippo Raciti che prova immediatamente a imporre il ritmo al match. Qui Spinola in assolo cerca la conclusione e la trova. Maggiore a terra blocca il pallone. Pochi minuti più tardi ci riproverà Lionel Spinola. Il risultato sarà totalmente diverso. Qui la sponda di Mazzotta e poi Spinola carica un destro fantastico su cui Maggiore stavolta non può davvero nulla. Gol dell'1-0, la sblocca l'Athletic con Lionel Spinola all'11ª marcatura stagionale. L'Ascari Cefalù che inevitabilmente concede spazi, qui il pallone recuperato da Mistretta, Mazzotta che avvia la ripartenza, serve Azimmati alla prima presenza da titolare che con il destro cerca ancora Mistretta che in scivolata non riesce a trovare il pallone per depositarlo in rete. Mistretta ancora protagonista, stavolta con il gol del 2-0, riceve il pallone da Pedro Torres e controlla in mezzo a 3 con il sinistro, batte Maggiore 2-0 per i Nerorosa, la prima volta in campionato di Mistretta. Atletica che vorrebbe chiudere i giochi già nel primo tempo, qui Flores scambio d'alta qualità con Spinola, poi pallone ancora per il DS, vince un paio di rimpalli, poi il pallone arriva dalle parti di Pedro Torres che cerca con il sinistro il jolly, su cui però Maggiore ha da ridire e toglie il pallone dall'incrocio. Con le immagini siamo nella ripresa, qui Crivello, apertura panoramica verso Sangaré che con il controllo di testa aggira Maggiore e a porta sguarnita trova anche lui il primo gol in campionato. 3-0 a segnare è Sangaré. Nerorosa che dimostrano di essersi ripresi dalla prima sconfitta in campionato, cercano il gol del 4-0, qui Salazar propone in area di rigore, Calagna con il sinistro alza troppo. Ci riprova ancora Calagna con il suo mancino servito qui da Torres, avanza indisturbato vicino all'area di rigore con il suo mancino, calcia ma chiude troppo. Athletic che dunque torna alla vittoria immediatamente, conquista 3 punti che la mantengono primo in classifica a +1 sul Città di Gela che sarà il prossimo avversario dell'Athletic Alfavazza. Sarà una partita assolutamente da non perdere, d'altra parte l'hai detto Francesco, lo andrai a vedere perché insomma sarà veramente interessante vedere all'opera queste due belle realtà. Prima di parlare del girone B però sentiamo il pensiero di Filippo Raciti, allenatore dell'Athletic Club Palermo dopo questa bella vittoria e poi con la prospettiva appunto di questo big match di domenica. È facile dire la prima contro l'ultima, ma credo che il Ascari ha giocato la sua onesta partita, ci ha messo tutto. Queste gare devi essere bravo a farle diventare facili. Ci siamo riusciti dopo il vantaggio, dopo il gol dell'1-0, non ci siamo abbassati, abbiamo
giocato sempre della loro metà campo, e questo comunque è frutto di determinazione e di voglia. E si sa, il campionato non deve guardare mai dietro, ma deve guardare sempre gara dopo gara. Domenica ci sarà questa partita che affronteremo come abbiamo affrontato tutte le altre, quindi né più né meno, e dobbiamo mettere tutto quello che mettiamo sempre tutte le partite, e poi tireremo le somme. Se tutto quello che fai lo fai bene, lo fai nel modo migliore, i frutti e i risultati arrivano. In attesa dunque di questo big match che sarà di scena domenica a Terrasini, voltiamo pagina, chiudiamo la parte della nostra trasmissione, ma soprattutto la chiudiamo con il girone B del campionato di eccellenza. Anche nel girone B del campionato di eccellenza, la regia ci ha già mandato la schermata dei risultati che andiamo subito a leggere. Eccola qui: Gioiosa che vince in casa 2-0 con la Leonzo 1909, AC Sant'Antonio batte Ionica FC 2-0, vittoria dell'Avola 2020 contro il Città di Mister Bianco 5-1, pareggio tra Leonfortese ed Imesi Atletico Catania 94, vincente in casa del Milazzo il Mazzarone 1-0, pareggio tra Modica Calcio e Nebros, pareggio anche tra Rosmarino e Vittoria, ed infine SC Palazzolo che vince in casa contro il Real Siracusa Belvedere. In attesa di questo big match, la classifica soprattutto in testa si assottiglia sempre di più, ma la squadra messinese ancora al primo posto con 48 punti, 47 Modica, 42 Città di Avola 2020 e Nebros, 41 Vittoria, 31 punti Mesi Atletico Catania, 30 Gioiosa, 29 SC Palazzolo con 27 la Leonzo 1909, 25 punti Ionica FC con 24 Leonfortese e Rosmarino, 21 punti Città di AC Sant'Antonio, 18 punti il Mazzarone con 17 Real Siracusa Belvedere, chiude il Città di Mister Bianco con 6 punti. Questa zona altissima della classifica diventa sempre più stretta. Il big match sicuramente che si giocherà a Milazzo darà forse il risultato finale di questo girone B, ma come vedi questa lotta, devo dire anche dal tasso tecnico un po' diverso tra Milazzo e Modica, come la vedi? Ma, allora, io non so se il Milazzo ha la rosa talmente ampia, ecco, perché c'ha un po' da poter arrivare fino mancanza in di fondo. ossigeno in questo periodo. Glielo auguro, per carità, dico, certo, però, però forse il Modica sotto questo aspetto è più completo, no? Tenendo presente che il Milazzo è dalla prima giornata che tirano, certo, poi giustamente poi succedono queste partite come domenica che perdi in casa. Adesso non so perché non l'ho vista, quindi non so nemmeno come abbiano perso la partita. Però certo bisogna vedere come reagiranno a questa sconfitta e soprattutto come possono andare avanti fino alla fine. Fino alla fine. Tra l'altro Modica che pareggia in casa contro la Nebros, che attualmente è la terza forza del campionato, perché anche la Nebros all'inizio non veniva assolutamente accreditata come il Milazzo, però la Nebros punti su punti sta lì. E quindi se la giocherà anche la Nebros la vittoria finale. Sì, sicuramente quando c'è così poco distacco è normale che uno ci debba provare fino in fondo. Però vedi, anche il Modica stesso, se non vince in casa queste partite, è vero, che aveva già, credo che è la seconda o la terza volta che succeda che il Milazzo non vince, e loro non riescono ad allungare tale da poter anche superarli in classifica. Quindi questi potrebbero essere dei segnali per il Milazzo, sai, quando sono le stagioni può succedere di tutto. Possono, sì. Assolutamente. Per intanto ci guardiamo gli highlights, la vittoria proprio fuori casa del Mazzarone Calcio di Utro, 1-0 contro la squadra di Bognanni. Il Mazzarone firma l'impresa nella 22esima giornata in eccellenza, espugna il Marco Salmeri, infligge alla capolista Milazzo la prima sconfitta casalinga del campionato e lascia così la penultima posizione in classifica. Se per i giallorossi di Utro la giornata è di quelle da incorniciare, discorso inverso invece per la squadra di Bognanni che si ferma dopo 12 risultati utili di fila, rossoblù che non perdevano dallo scorso 10 novembre. Ed è proprio il Milazzo a provarci per due volte, prima con Cassaro che all'8° minuto di gioco
gioco, calcia da pochi passi reclamando anche un possibile rigore ai suoi danni, e poi con la Spada che al 27esimo conclude dal limite, ma in entrambe le situazioni Messineo risponde presente. Il Mazzarrone si fa vedere invece al minuto 38 con Cosendei che di testa manda alto sulla traversa, ma al 46esimo il Milazzo potrebbe passare. Franchina però calcia alto da pochi passi, l'ottimo lavoro di Giannaula. Nella ripresa è ancora il Milazzo a rendersi minaccioso con Giannaula che dopo 4 minuti alza troppo la mira, mentre al 70esimo il colpo di testa di La Spada trova ancora la respinta di Messineo. Mamertini che 2 minuti dopo vorrebbero il cartellino giallo per un avversario reo di colpire la palla con le mani, ma il signor Piazza concede solo punizione rossoblu. Mazzarrone ancora in avanti al 77esimo con il solito Cosendei che costringe Piccioni a rifugiarsi in angolo. Nel finale il Milazzo cerca la vittoria e al minuto 80 solo la decisiva parata di Messineo nega a Ferré la gioia del vantaggio. Vantaggio che al minuto 87 trova invece il Mazzarrone quando il neo entrato Cagna con un siluro da fuori aria infila all'incrocio dei pali fulminando Piccioni che in casa aveva subito una sola rete lo scorso 17 novembre, facendo così Milazzo 0, Mazzarrone 1 e prima firma in campionato per il calciatore in maglia numero 13 che regala i suoi 3 punti pesantissimi in chiave salvezza. Nei minuti di recupero il Milazzo tenta comunque l'assalto disperato, ma è ancora un super Messineo a chiudere la porta al destro ravvicinato di Ferré, mentre al 94esimo rossoblu che reclamano la concessione di un calcio di rigore su Dama, ma il fischietto di Agrigento lascia giocare. Lo 0-1 finale consegna al Mazzarrone la terza vittoria, seconda complessiva fuori casa del campionato. Giallorossi che si portano in terzultima posizione con 18 punti a -6 dalla zona salvezza, mentre il Milazzo, che incassa la seconda sconfitta del campionato, rimane comunque in testa al girone B con 48 punti, ma alle sue spalle il Modica si avvicina sempre più, portandosi adesso ad una sola lunghezza. Cresce l'attesa dunque in prospettiva per quanto riguarda questo scontro diretto tra Milazzo e Modica. Modica però è anche vero, mi sembra dal punto di vista dirigenziale forse ancora un po' più pronto rispetto alla squadra del Milazzo, perché poi sai anche i dirigenti di contorno, tra l'altro c'è Marcello Pitino, voglio dire grandissima esperienza, tutte queste cose secondo me servono anche per dare ancora più forza al reparto tecnico. Sì, ma se andiamo a vedere comunque il Modica già dall'anno scorso ha provato comunque a vincere il campionato. È entrata poi nei playoff, ha perso la finale proprio con il Pompei. Sì, col Pompei. Aiutata anche dal fatto che il Paternò vincendo la Coppa si era liberata questa possibilità. Perfetto. Però dico, già è il secondo anno, credo, se non il terzo. Il terzo appunto, che provano ad andare su, quindi diciamo che forse sono un po' più strutturati anche sotto l'aspetto societario, quindi poi è normale che certe cose anche gli vengono più naturali, budget diversi, riguarda anche il parco giocatori che in eccellenza fanno la differenza. Allora dobbiamo chiudere la puntata, sono stato contentissimo di averti qui a Penalty perché con te parlo di calcio a 360 gradi, meno male che chiudono i microfoni durante i servizi perché continuiamo e lui è un fiume in piena poi tra l'altro perché insomma conosce tutto e sappiamo benissimo la carriera sia da calciatore che da allenatore di Francesco Di Gaetano. Allora adesso un po' di pausa, nel senso che comunque ti riposi un po' e poi ricarichi le batterie per la nuova stagione, perché io sono dell'idea che il prossimo anno insomma le richieste non ti mancheranno. Ma allora, questo è il momento in cui uno che fa questo lavoro si può aggiornare, studia, certo. Può studiare, puoi vedere gli aggiornamenti stesso del patentino e poi tante partite che sono quelle che comunque ti fanno, che poi la cosa più bella è andare a vedere gli allenamenti. Bravo. Solo che spesso magari queste cose qua vengono fraintese, no? Sì, gli allenatori non esatto, e quindi se gli non allenatori conosci, siciliani ci aggiungerei. Se non conosci bene l'allenatore eviti pure di andare perché magari può pensare male l'allenatore che in quel momento vai a trovare. È una cosa sbagliatissima, però purtroppo soprattutto qua in Sicilia
consiglia se uno vuole crescere, credo che il confronto aiuta tanto e ti dà ulteriori spunti per poter fare bene. È vero. Bene, allora Francesco, a presto, sperando che insomma a penalty ti possa portare fortuna con un prossimo ingaggio, a prescindere da questa stagione, anche per la prossima. Speriamo, grazie. Grazie al nostro ospite di questa settimana. Noi chiudiamo qui la nostra puntata di penalty, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che potete rivedere in versione on demand questa puntata sulla piattaforma HBB TV del canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, oppure direttamente sulla pagina Facebook Penalty, e perché no anche visitando la nostra pagina social su YouTube Penalty Programma Sportivo. Grazie a tutti, buon calcio e ci vediamo la prossima settimana.